A proposito dell'iniziativa odierna, un'iniziativa assolutamente lodevole per due motivi. Uno, perché favorisce la presenza di animali all'interno di strutture cosiddette di ricovero, non è il termine migliore, ma insomma rende l'idea. La presenza di questi animali potrà migliorare le relazioni, la presenza delle persone che si trovano a risiedere all'interno di queste strutture. Un'altra cosa assolutamente interessante è quella di realizzare delle strutture di sgambamento che in alcuni comuni sono assolutamente necessarie, perché aree troppo urbanizzate non consentono agli animali la presenza di aree verdi dove potersi muovere. Sicuramente queste strutture verranno realizzate nel modo migliore per garantire agli animali una buona capacità di movimento in sicurezza per loro e anche per gli altri. Potrà addirittura essere migliorata prevedendo all'interno di queste strutture delle situazioni, delle soluzioni educative, grazie alla presenza di qualche educatore di buona volontà che una volta alla settimana organizza dei piccoli corsi di formazione per proprietari di cani, per esempio, potrebbe essere una soluzione. E la terza idea è quella di prevedere per i servizi veterinari, sottoscritto io e i miei collaboratori, andare a fare delle piccole serate informative per la cittadinanza su come meglio gestire i propri animali nel rispetto dell'equilibrio uomo-animale-ambiente.